Benvenuti nella Galleria Dante Bus di Firenze in questa giornata speciale dove c'è il reading poetico atteso sia da voi che dalla casa editrice, un evento particolare anzitutto per la location dove siamo. Siamo a Firenze, la culla della poesia e della lingua italiana, ma siamo soprattutto nel Palazzo Portinari, che fu il palazzo di Beatrice. Quindi a un passo dalla casa di Dante, sotto la cupola del Brunelleschi, poeti che scrivono veramente nella patria di Dante è un qualcosa di magico. E anche il progetto è un progetto particolare perché non c'è solo il reading, ma questo avviene con una pubblicazione. La pubblicazione di 24 autori con 6 poesie ciascuno e con vicino la traduzione in inglese, che è importante proprio perché da Firenze andiamo poi al mondo. Siamo in una galleria d'arte, vedete appesi alle pareti quadri e fotografie, e quindi la poesia entra di diritto nelle gallerie d'arte proprio perché comunque è una delle forme d'arte più nobili, quindi spesso chiamiamo i poeti artisti ed è giusto così. In più è chiaro che nell'incontro col pubblico certamente la poesia si realizza. Quindi benvenuti. Prima di cominciare la dottoressa Iris Mar leggerà una piccola introduzione su ognuno degli autori. La poesia di Maria Cristina Sarrizzu nasce come un attraversamento. È un corpo a corpo con la tristezza, con lo smarrimento e con il vuoto, ma al tempo stesso è la ricerca di un oltre, di uno spiraglio che permetta di resistere e di ricomporsi, laddove l'arte è catarsi, faro, medicina, salvezza, possibilità di rinascita. La poesia di Maria Cristina è un canto che parla di lacrime, vuoto, smarrimento, ma che nello stesso gesto creativo li supera, trasformandoli in resistenza. In un mondo dove spesso ci si ferma alla superficie, la sua parola si immerge nella profondità dell'anima per poi risalire. La sua poetica è dunque un invito a non smettere mai di cercare l'oltre, anche quando il buio sembra assoluto. La poesia di Tatiana Mauro si presenta come un invito al viaggio, un cammino che non si esaurisce nello spazio esterno, ma che, soprattutto, conduce all'interno dell'anima. La parola è bussola e mappa, guida verso un oltre che non è mai evasione, ma piuttosto rivelazione. Il dolore, l'ingiustizia e la fragilità attraversano i versi come prove inevitabili della vita, eppure prevale sempre la possibilità di rinascere, di trovare un equilibrio nuovo. La poetica di Tatiana è un cammino di rinascita che attraversa il dolore del mondo, le ferite personali, la perdita, ma approda sempre alla luce. L'invito è a vestirsi di arcobaleno, ad accogliere le infinite sfumature della vita e a non temere il viaggio oltre, dentro e fuori di sé, là dove mente, corpo e spirito trovano un nuovo equilibrio. Giuliano Manoli si presenta come un poeta dell'interiorità e della soglia. La sua parola vive nel confine sottile tra la ferita e la rinascita, tra l'attesa e il passo che decide di oltrepassarla. Nelle sue liriche si avverte un continuo oscillare fra perdita e desiderio, tra la memoria del dolore e la volontà di vita che ancora resiste. La poesia di Giuliano è una navigazione attraverso le acque oscure della perdita verso la luce di una rinascita possibile. È un canto sommesso ma tenace, in cui ogni immagine diventa un varco. La sete è conoscenza, il vento è libertà, il cammino è accettazione. Il suo sguardo resta sempre umano, vulnerabile e coraggioso, un invito a sostare sotto il cielo che tace, ma con il cuore pronto a riconoscere il primo soffio di vita nuova. La poesia di Eleonora Spade è un canto che unisce la profondità dell'anima alla limpidezza della parola. Nei suoi versi l'amore, la fede e la speranza si intrecciano come fili di una trama che non appartiene soltanto al privato, ma si apre a una dimensione universale. La poesia di Eleonora è un atto di fiducia e un dono.
fiducia nella parola che sa tradurre sentimenti altrimenti indicibili, fiducia nell'amore che illumina come il sole i girasoli, fiducia nella vita che trova senso nel respiro della fede e nella quotidianità degli affetti. È una poesia che sa toccare il cuore perché nasce dal cuore e che ci ricorda che sappiamo sognare così tanto da vivere l'amore in perpetuo. Grazie. Tatiana Mauro, benvenuta. Grazie. Una vita, un lavoro, un'arte in aiuto delle persone. Sì. Allora, io sono un counselor olistico con approccio gestaltico. In realtà, cosa significa? Semplicissimo, aiuto le persone ad aiutarsi. Com'è che ho deciso di fare questo lavoro? Perché da 32 anni sono una volontaria della Croce Rossa, quindi la cura verso gli altri è la mia, passione, il mio modo di essere, l'unico modo che conosco. E questo come si riflette nella poesia? Cioè, una poetessa può scrivendo poesie essere d'aiuto agli altri? In realtà non sapevo di essere una poetessa, nel senso che ho sempre avuto l'abitudine fin da piccola di usare ciò che faccio adesso con il mio lavoro, la maieutica di Socrate, per estrapolare da dentro di me tutte le emozioni che non riuscivo ad esternare. Io sono una grande chiacchierona, ma sono anche una grande ascoltatrice, però quando devo esternare quello che provo mi viene molto difficile, quindi quando effettivamente lo faccio da quando ho memoria, 10-12 anni circa. Quando mi sento triste, mi sento felice, in base alle emozioni che provo. Siccome tenerle dentro non mi fa stare bene, perché è come se fosse una pentola a pressione, quindi scrivo e quello che esce fuori è in realtà tutte le emozioni che provo, no? Come curo? Non lo so in realtà, so che le parole, l'obiettivo poi alla fine non ho un obiettivo specifico se non quello di esternare quello che sono le mie emozioni, però chi legge dice che effettivamente per empatia si mette nella mia stessa posizione e quindi è normale che si sente capito, si sente ascoltato e si sente visto attraverso quello che dico, un po' perché tante cose le abbiamo vissute tutte alla stessa maniera, penso, no? E come diceva l'altro autore di cui non ricordo il nome, noi siamo tutti, io sono d'accordo con lei, che siamo tutti collegati, tutti connessi, ma ognuno ha una peculiarità per portare avanti una missione di vita e rendere il mondo migliore, speriamo. Leggiamo allora, sei ancora qui e va bene così, pagina 98. Non eri pronta, lo so, per il peso che la vita ha posato sulle tue spalle, né per le tempeste che hanno spezzato i giorni, ma hai danzato con l'ombra, trovando armonia nel caos. Hai dato tutto, quel che potevi, e questo basta, è luce nel buio. Perché sopravvivere è un atto di coraggio che solo l'anima più forte può compiere. Hai attraversato i tuoi giorni peggiori, uno dopo l'altro, senza cedere. E mentre il mondo sembrava vacillare, tu sei rimasta ferma, presente, viva. Oggi, anche se il cuore pesa, non importa dove sei, né quanto lontano il sorriso sia. Sei ancora qui, salda e autentica, pronta a raccogliere ciò che resta di speranza. Lascia che il respiro ti ricordi il tuo valore, che ogni battito è un dono, un segno di vita, perché chi resiste nella notte più scura porta dentro di sé la luce di un nuovo giorno. Giuliano Manoli, benvenuto, un poeta al confine tra ferita e rinascita. Solo chi conosce a fondo il buio può apprezzare davvero la luce? Sì, io ho fatto per più di 30 anni l'imprenditore, ho avuto un'azienda, poi ho pensato sempre a quello che la parte più materiale della vita, cioè il denaro, l'incasso, le fatture, tutto quello che era la parte, chiamiamo, che ho scoperto poi non era più importante. E a un certo punto ho avuto uno stop
Uno stop che ha fermato il mio lavoro, ma ha fermato anche la mia vita, perché ho avuto un cambiamento di amore, di affetto all'interno della mia famiglia, e quindi mi sono reso conto che avevo bisogno di sfogare quello che avevo dentro, e quello che avevo dentro, posso dire, l'ho sfogato scrivendo, e ho scoperto che la poesia era il canale che mi permetteva di sopravvivere in un mondo che non conoscevo, nel mondo che non avevo mai vissuto. Ho avuto veramente un risveglio in me stesso e mi ha salvato la vita, perché stavo andando veramente in depressione. Quindi quello che ho scritto è proprio la mia vita, quello che ho sentito dentro in quel momento, quello che i valori che ho considerato più importanti, io ho cercato di metterli nello scritto. E poi ho scoperto Dantebus, e quindi... E c'è una bella immagine che è quella dell'acqua, no? Chiaro, un'immagine simbolica, iconica, però mi viene da chiederti, no? Come il detto latino, no? Gutta cavat lapidem, la goccia scava la pietra. Un po' hai fatto così, tu, no? Sì, diciamo di sì. L'acqua è un po' un risveglio, un qualche cosa che mi ha aperto gli occhi e mi ha fatto capire che il mondo era diverso da quello che pensavo io, e quindi l'ho accettata come ho accettato l'acqua che, citando le mie frasi, che sgorga e mi copre con la sua freschezza, con la sua limpidezza. Pagina 75, leggiamo proprio acqua. Sei l'acqua che bevo, fresca nell'arsura d'estate. Mi disseti un istante e poi ti dissolvi nel calore implacabile del giorno. Ho sete di te, una sete che non passa. Ti vorrei bere sempre dopo il lungo cammino nel deserto del nulla, dove ho ingoiato sabbia e vento e la bocca mi è rimasta arsa. Entra in me, lava il cuore, inonda la mente. Ti amerò per quanto mi darai, e so che sarà molto, per la gioia che saprai donarmi, per gli attimi di felicità che mi farai vivere, per tutto ciò che ancora non ho vissuto. Pensavo che nulla avrebbe spento la mia sete, poi sei arrivata tu. Iris, che fa le veci di Maria Cristina Sarrizzu, una poesia dell'attraversamento che arriva all'alto dal basso all'alto, e parte però dal luogo preciso, che è la Sardegna. E andiamo a leggere allora Mare smarrito a pagina 170. Mare smarrito. Vola la fantasia, concreto il viaggio, senza cammino, senza metà. Mare, smarrito tra le nubi, sovverto il cielo. Eleonora Spada, di nuovo benvenuta. Grazie. Tu parli di potere dell'amore, e leggendo la tua poesia l'amore proprio diventa la poesia, no? Quindi che potere ha l'amore e che potere ha la poesia? L'amore ha il potere più grande, l'amore è veramente una forza incredibile che io sento dentro, quindi sentendomi amata proprio come nella mia persona, anche proprio nel mio essere più profondo, ho proprio bisogno di comunicare, di espandere questo amore agli altri, perché chi si sente amato così tanto nel cuore ha un turbinio di sentimenti che poi diventano contagiosi, e quindi contagiando gli altri c'è un fluire anche di gioia, appunto di amore che trasmetto tramite la poesia. E allora leggiamo proprio il potere dell'amore a pagina 186, sentendone proprio la forza. Da uno stuolo di cani e servi ignoranti circondata, o amorevole signora, il tuo istinto si è sempre rivolto verso il potere dell'amore, come i girasoli,
nei nostri campi di grano che invariabilmente sono rivolti al sole. La poetessa si rivolge all'amore come i girasoli al sole? Sì, allora i girasoli si rivolgono al sole come gli uomini si rivolgono verso Dio. Io sono profondamente credente e penso che questo sole sia proprio Dio inteso come creatore, inteso come luce, e quindi credo proprio che noi possiamo essere illuminati da Dio, dall'amore di Dio, possiamo avere una guarigione interiore, una forza interiore molto grande se ci rivolgiamo verso di Lui e ci rivolgiamo appunto all'amore, perché è l'amore stesso che appunto si è incarnato, come diceva l'altro autore prima, di cui sono profondamente convinta anch'io, e che quindi riversandosi nel cuore dell'uomo poi fa sì che questa luce diventi illuminante per tutti, per tutta l'umanità. Quindi nella poesia Il potere dell'amore ho immaginato una signora in una villa, una signora che ha magari potere, appunto, che ha una donna potente, circondata da cani, da servi, una persona potente, però che in realtà non utilizza la potenza per dominare, ma si rivolge lei stessa alla potenza dell'amore, cioè crede nell'amore come appunto fonte di potenza. Infatti Dio è onnipotente, quindi rivolgendosi a quel tipo di amore onnipotente poi può avere lei stessa una potenza di amore da ricercare, come appunto fanno i girasoli nei campi di grano. Grazie. Torniamo a Tatiana. Magnifica la dedica a Cinzia, poi dopo, quando leggi la poesia, leggi anche la dedica. La tua appunto non è soltanto una poesia dell'aiuto, della cura, ma è proprio una poesia delle persone. Sì, allora io quest'anno, cioè l'anno scorso, nel 2025, fine anno, ho perso una carissima amica che conoscevo da tantissimo tempo, circa 30 anni. E come dicevo poco fa, quello che faccio quando scrivo è una sorta di sfogo, no? Siccome è stata una cosa improvvisa che non ci aspettavamo, per evitare di scoppiare, ma allo stesso tempo di sostenere le ragazze, questa oltre ad essere un'amica era stata anche la mia insegnante di danza orientale, quindi condividevamo questa passione per l'Oriente, per tutto quello che sono anche i discorsi di spiritualità, religioni varie. Io sono cattolica, sono abbastanza credente, ma per il lavoro che faccio rispetto il modello di mondo degli altri, cioè nel senso che non mi importa se un'altra persona non è della mia stessa religione, andiamo d'accordo lo stesso perché rispetto ciò che io ho davanti. Quindi tutte le mie amiche si sentivano sopraffatte da questo dolore e quello che ho scritto l'ho scritto anche per loro, nel senso che sfogando quello che era il mio sentire, in quel momento davo il sostegno anche alle mie amiche nel sentirsi un'unica cosa tutti assieme, ecco. Leggiamo allora, con anche la dedica, Luce d'Oriente, danza d'eternità, pagina 99. A Cinzia, che la vita mi ha donato come amica e che il cielo ha ripreso troppo presto, la tua luce vive in ogni parola non detta. Cinzia, luce gentile nell'alba dell'Oriente, danza lieve tra i veli del tempo e dell'anima, insegnante d'armoniosa forza, sorriso che risuonava come un mantra di gioia. Nel silenzio sacro del nostro incontro,
L'amore incondizionato ha tessuto il filo sottile che univa i nostri cuori, oltre il visibile, tra storie di vita, di speranza e di saggezza antica. Tu, guerriera dolce, anima mia, oltre il confine del tempo e dello spazio, tra le stelle e i petali di loto, dove la luce è senza fine e il sorriso non svanisce. Resta nei nostri cuori, fiori di luce, fragranza d'Oriente e saggezza profonda, perché chi ama veramente non muore mai. Vive nell'eterno respiro dell'amore che tutto abbraccia. Torniamo a Giuliano, da Montale a Ungaretti a Pascoli a Emily Dickinson, poi alla fine in tanti poeti vediamo che poi alla fine ciò che contano sono i dettagli, sono le piccole cose. Sì, proprio come dicevo prima, accorgersi delle piccole cose, secondo me, è riuscire a vivere meglio, perché sono le piccole cose che fanno la nostra vita. E noi tante volte pensiamo abbiamo dei sogni di cose gigantesche, degli obiettivi pazzeschi, ma poi alla fine ci accorgiamo che sono poi le cose più elementari, le piccole cose che ci fanno vivere meglio, stare meglio in mezzo alla gente e anche noi stessi, insomma. Qual è la prima piccola cosa di cui ti sei reso conto, no? Che invece poi era importante? Beh, una delle piccole cose che non è piccola, ma è la famiglia, perché comunque non ti accorgi quando lavori, soprattutto quando sei in un lavoro intenso, che ci sono, insomma, è anche un piccolo ciao, un piccolo buongiorno, lo eviti perché non hai tempo, non abbiamo mai tempo di fare niente. E invece non è vero, perché dovremmo fermarci ogni tanto e pensare che anche un ciao, un buongiorno, come stai, può far piacere alla persona che hai vicino. E sono le piccole cose che contribuiscono a farci stare meglio, perché poi alla fine ti rendi conto che tutto quello che hai costruito, lo hai costruito, ma che cosa ti ha reso, cosa ti ha dato. Quindi è importante, secondo me, fare una riflessione ogni tanto e fermarsi. Pagina 74, l'importanza delle piccole cose. Scaliamo montagne per mostrarci invincibili. Restiamo in pole position come piloti affamati di traguardi. Poi ci fermiamo, respiriamo e ci chiediamo se questo sia davvero felicità. La felicità è un puzzle composto di minuti discreti, frammenti incollati ai giorni vissuti, un collage di amore, gesti semplici, passione condivise. Non bisogna perdere i pezzi, servono mani pazienti, cuori resistenti, per custodire ciò che abbiamo costruito in tanti piccoli momenti, con tante piccole cose. Maria Cristina Sarrizzu, Leopardi nella sua celebre lirica va oltre la siepe per naufragare dolcemente nel mare dell'infinito, qui la poetessa va addirittura oltre il nulla. Oltre il nulla, pagina 72. Oltre il nulla. Un'unica sorella, la disperazione. Un'unica compagna, la vita. Le ho perse entrambe lo stesso giorno e il vuoto è rimasto unico sollievo dello sconforto. Ho rifiutato la disperazione, ho rifiutato la vita. Niente esiste, io stessa non esisto. Contrasto palese, verità di vuoto, e pieno inaccessibile. Tornavo a Eleonora. Allora, le tue opere raccontano storie non sempre svelate, come quella di Roy, e visto che hai una specializzazione in inglese, faremo una piccola eccezione perché leggerai la poesia sia in italiano che in inglese, quindi la domanda è sia su che storia è Roy, sia che effetto fa a chi è specializzato su questo tipo di lingua, no? Vedere le proprie poesie, no? Anche in inglese.
Sì, Ruà è una poesia che ho scritto pensando allo Spirito Santo, proprio esprimendo che cosa significa l'amore fra il padre e il figlio, e quindi questo soffio vitale, lo Spirito che ci viene donato nel sacramento della Cresima e che è presente come amore appunto fra le persone, che ci unisce anche fra di noi, non soltanto unisce il padre e il figlio, ma proprio fra di noi uomini siamo uniti da questo spirito di amore. E ho voluto descrivere con questa poesia quello che provo, che caratterizza lo spirito, quello che sento che lo spirito è nella sua essenza. E quindi scrivere poesie sia in italiano che in inglese per me è una gioia molto grande, dato che io sono laureata all'università inglese, ho studiato proprio inglese, sono figlia anche di un insegnante di inglese, e cioè ho vissuto all'estero molto, insomma l'inglese per me è veramente una lingua che riesco a parlare, che è internazionale. E quindi è molto bello per me poter pubblicare sia in italiano che in inglese, perché poi fra l'altro le lingue appunto sono state sempre quello che mi è piaciuto più studiare. E ora, fra l'altro, parlando di arte, ho iniziato proprio in questo momento non solo a continuare con le lingue straniere, ma proprio a iniziare a esprimermi nel linguaggio universale della musica. Quindi non soltanto sto coltivando le lingue straniere, ma proprio anche la musica stessa è un'altra forma d'arte con cui ho iniziato a esprimermi ora. Allora, leggiamo Ruà, pagina 189, prima in italiano e poi direttamente dall'autrice in inglese. Un soffio appena percettibile mi penetra nei polmoni come un venticello leggero. È sorgente da cui zampilla acqua pura che disseta per sempre. È olio che lenisce, guarisce e profuma. È fuoco che affascina per il suo colore e il suo calore. È una colomba dal volo aggraziato che evoca il mio ricordo negli occhi dell'amato. A barely perceptible breath enters my lungs like a gentle breeze. It is a spring from which pure water flows, quenching thirst forever. It is oil that soothes, heals, and perfumes. It is fire that enchants with its color and warmth. It is a dove in graceful flight that evokes my memory in the eyes of the beloved. Grazie, torniamo a Tatiana. C'è una famosa citazione che dice che la poesia che la vita è come un'enorme tela, rovescia su di essa tutti i colori che puoi, e tu dici vestiti d'arcobaleno. Sì, vabbè, per chi non l'avesse capito mi piacciono tanto i colori perché, come ho detto poco fa, essendo da tanto tempo che sono una volontaria della Croce Rossa e avendo fatto anche il lavoro di autista soccorritore del 118, diciamo che nonostante io abbia 52 anni ho vissuto diverse vite, ho visto tanto dolore, ho visto tante cose che magari essendo tanto giovane non avrei dovuto vedere, però ringrazio tutte le esperienze che mi sono capitate perché mi hanno permesso di capire l'importanza delle cose che si devono attenzionare, cioè attenzionare la bellezza. Come diceva poco fa Giuliano, si devono attenzionare le piccole cose che sono importanti. Quando c'è il tempo grigio, cosa vado ad attenzionare io? L'arcobaleno, ovviamente, perché è quello che mi permette di provare gioia nel grigiore che mi vedo attorno. Quindi i vestiti di arcobaleno, come dicono i miei amici, l'arcobaleno è tatianoso, nel senso che io sono gioiosa, sono una persona che, nonostante tutto quello che ho visto nella mia vita, diciamo che riesco a
a trovare sempre il modo per rialzarmi, non che non ascolti comunque il mio dolore, perché comunque con il lavoro che faccio diciamo che ho elaborato tantissime cose, però so il modo come farlo e attraverso la consapevolezza cerco di colorare questa tela con diversi colori, anche il grigio comunque, che è bello comunque. Leggiamo allora Vestiti d'arcobaleno a pagina 100. Vestiti di arcobaleno. Vesti di bianco, il mondo ti chiama, pura tela, senza forma né trama. Esci, cammina sotto il cielo sereno e assorbirai l'arcobaleno. Ogni passo è un colore che nasce, dal rosa del mattino alla luce che abbraccia. Il giallo del sole che danza sul mare, il verde dei sogni che ci fanno sognare, il blu della notte che avvolge ogni stella, il rosso di un cuore che brucia e risveglia, il viola della sera che sussurra al vento e il bianco che accoglie ogni nuovo momento. La vita è un quadro che muta e si sfuma, ogni giorno una pennellata, una nuova consumazione. Vestiti di bianco, inizia il tuo cammino. L'arcobaleno è un viaggio senza confine, assorbi i colori, vivi senza paura, poiché la bellezza sta nell'essenza della tua avventura. Ogni sfumatura racconta una storia e nella vita i colori sono la nostra memoria. Vestiti di arcobaleno e vivi a colori. La versione inglese e dopo il messaggio finale. Wear the rainbow. Wear white, the world calls for you. Pure cloth, without shape or weave. Go out, walk beneath a serene sky, and you'll absorb the rainbow. Each step is a color born, from the pink of the morning to the light it hugs. The yellow of the sun dancing on the sea, the green of dreams that make us dream. The blue of the night that shrouds each star, the red of a heart that burns and awakens, the purple of the evening's whisper to the wind, and the white that welcomes new moments. Life is a canvas that transforms and blurs, each day a new brushstroke, a new consummation. Wear white, begin your journey. The rainbow is a path without boundaries. Absorb colors, live without fears, because beauty lies in the essence of your adventure. Each hue tells a story, and in life, colors are our memory. Wear the rainbow and live in color. Il messaggio finale, Tatiana. Grazie, è stata una bella sensazione ascoltare questa poesia in inglese. Allora, intanto io ringrazio tutti per avermi invitata e per avermi dato questa opportunità, soprattutto ringrazio tutti gli autori che ho ascoltato, perché veramente mi avete dato tanto. Io sono un'entusiasta, raccolgo quello che la vita mi dona e avendo questa mia peculiarità, cioè avendola imparata, la Gestalt mi dice che stando nel qui e ora ed avendo la consapevolezza che se cambi te stesso cambia tutto quello che ti circonda, quello che è il mio messaggio è di lavorare sempre su se stessi per poter essere un buon esempio, anche attraverso la poesia in questo caso. Grazie a tutti. Grazie a Tatiana Mauro. Giuliano, Keats diceva che bellezza è verità, verità è bellezza. La verità è che oggi, appena ci siamo visti, tu mi hai detto ci tengo molto a leggere una poesia perché mi rappresenta proprio, no? Sì, è quella che mi spezza il cuore. E a noi poeti piace avere il cuore spezzato perché poi buttiamo valanghe di parole sul computer o sulla scrittura. Diciamo, parlavo prima all'inizio che ho avuto un trauma di cambiamento, un cambiamento nella mia vita c'è stato ed è stato legato al cuore, come diceva il nostro amico. Il cuore è molto importante, a volte si rompe, si spacca, si spezza e poi per ricostruire le fratture del cuore è difficile, è molto difficile.
un punto che dicevo prima per ricucire queste fratture è sicuramente stata la poesia. Ed è molto importante avere una valvola di sfogo, altrimenti se non c'è una valvola di sfogo va tutto in default e quindi finisce tutto. Ho scritto questa poesia perché praticamente mi descrive molto e descrive molto quello che ho passato e quello che alla fine ho deciso di cambiare, perché il cambiamento per me è stata una scelta di vivere meglio, di stare meglio, e prima di tutto con me stesso e poi di sentirmi meglio anche, di vedere il futuro con più diciamo positività e di non cadere, come dicevo prima, in depressione. Leggiamo allora proprio questa poesia. Oltre il vento. Lunga è stata la via e le pietre sotto i miei passi portano ancora il tuo nome. A volte ho creduto di inseguire un miraggio, che l'acqua del tuo cuore fosse un lago secco, che i miei giorni fossero granelli dispersi in un vento straniero. Oggi mi volto e vedo le orme cancellate, i ponti spezzati, le lettere mai lette galleggiare tra le nuvole. Il tuo cuore è una stanza chiusa ed io alla porta con le mani vuote. Forse il mio cammino non era verso di te, ma lontano, dove la luce non ha paura di posarsi sulle cicatrici. Non si muore restando immobile in attesa. La mia sete vuole fiumi, non pozzi asciutti. Se non hai più acqua per me, lascerò che il vento mi porti altrove. La versione inglese. Beyond the wind. Long has the road been, and the stones beneath my steps still bear your name. At times I believe I was chasing a mirage, that the water of your heart was a dry lake, that my days were scattered grains in a foreign wind. Today I turn and see the footprints erased, the broken bridges, the letters never read, floating among the clouds. Your heart is a closed room, and I, at the door, with empty hands. Perhaps my path was not toward you, but away, where light is unafraid to rest upon scars. One does not die by standing still in waiting. My thirst longs for rivers, not empty wells. If you have no more water for me, I will let the wind carry me elsewhere. Il messaggio finale? Allora, innanzitutto ringrazio di avermi invitato. Ringrazio soprattutto Dantebus perché ci offre la possibilità di usare la chat. È molto importante perché da quando c'è questa chat e questo sito che ci avete fatto, praticamente internet, è un qualche cosa per raccogliere le nostre poesie, per raccogliere i nostri racconti, e quindi è molto utile secondo me. Io lo utilizzo molto, ci ho messo dentro 500 poesie, forse di più, non mi ricordo. È bello perché lì si possono vedere gli altri autori, si possono insomma capire anche il mondo della poesia, quanto è grande, quanta gente scrive veramente. E quindi grazie per questo. Grazie per l'invito in questa città meravigliosa che è la città dei poeti, chiaramente. E niente, io sicuramente con questo ho scoperto, secondo me, un angolo della mia, diciamo, della mia percorrenza poetica dove mettere quello che io sento e farlo vedere agli altri. Quindi la chat è molto importante per questo. Grazie. Grazie a Giuliano Manoli. Il viaggio di Maria Cristina Sarrizzu si chiude con una domanda. Qual è la molla che ci permette di andare avanti ancora anche quando tutto sembra cadere? Senza rete, pagina 173. Senza rete. La vita, una corda sottile sospesa chissà dove. Gli uomini, trapezzisti, mani sudate,
camminano senza rete. Capitomboli, eppure ammaccati, ci rialziamo ogni volta. Il percorso è duro, la caduta sempre lì, ma continuiamo, con fili invisibili sotto i piedi. La vita è la molla che ci lancia ancora anche quando tutto sembra cadere. Versione inglese. Without a net. Life, a thin rope, suspended who knows where. Men, trapeze artists, sweaty hands, walk without a net. Tumbles, yet bruised, we rise again each time. The path is hard, the fall always there, but we continue, with invisible threads beneath our feet. Life is the spring that throws us again, even when everything seems to fall. E allora chiudiamo scoprendo che in diverse poesie ci sono delle dediche, no? E queste un pochino ci svelano cosa c'è dietro ogni tuo testo. Sì, allora, quest'ultima poesia che ora leggerò è dedicata a Renato Zero. Fra l'altro è stato qua in concerto, in questi giorni è qua. E lo scrissi quando ero ancora nei primi anni di università, perché sono proprio una fan molto sfegatata sua, proprio perché è un artista a 360 gradi. E fra l'altro lo seguivo proprio anche quando faceva le interviste alla radio. Mi ricordo che gli scrissi proprio delle lettere e le donai e lo seguivo ai ristoranti dopo i concerti, proprio era in prima fila. Quindi questa poesia è nata proprio dedicandola a lui e è veramente un applauso a Renato Zero. E allora, sperando che stiamo vivendo i migliori anni della nostra vita, andiamo a leggere la poesia. Chissà se anche tu leggerai nei miei occhi un amore grande e sincero. Chissà se hai mai riso o pianto leggendo le mie lettere. Questi nostri chissà, queste nostre parole così vere si confondono, parlano di noi, si incontrano, si salutano, hanno nel cuore lo stesso segreto. Calzare un foglio non è semplice, a volte sta stretto. Il nostro contatto non è diretto, è uno strano dialogo allo specchio. Ti sei fiondato nella mia vita così, senza preavviso. Ti ritrovo ovunque dentro e fuori di me, anche nel mio stesso atteggiamento. Mormorerò sempre un chissà uguale al tuo? Chissà? Prima di leggere in inglese un piccolo aneddoto. Renato Zero è un frequentatore di Via Margutta, della nostra galleria. Avete visto che ci sono dei pop e ci sono dei pop di Renato Zero. E lui è passato lì davanti e dice: ma quello so io. Era entrato, ha detto: beh, qui ero un po' più giovane, ed è entrato e poi insomma è diventato appunto amico della galleria, ogni tanto viene, insomma. Lo salutiamo e leggiamo la versione in inglese. Who knows? Who knows if you too will read in my eyes a love so great and true? Who knows if you have ever laughed or cried while reading my letters? This who knows of ours, these words of ours so real, become confused, speak of us, meet, say goodbye. They hold the same secret in their hearts. To fit a page is not easy. Sometimes it feels too tight. Our contact is not direct. It's a strange dialogue in the mirror. You burst into my life like this, without warning. I find you everywhere, outside and within me, even in my own way of being. Will I always whisper a who knows of as yours? Who knows? Chiudo con una citazione che vale per ogni poeta: il vento soffia dove vuole e ne riconosci la voce, così è per chiunque è nato dallo spirito. Grazie a tutti quanti.